I leghisti resteranno contosi oppure no? L'NCD troverà in lui un valido candidato o tenterà di correre da sola? I moderati che non si riconoscono né in Zaia né nella Moretti apprezzeranno la candidatura di Tosi? Sono molti gli interrogativi che la spaccatura in seno alla Lega pone in primo piano sulla strada verso le elezioni regionali. Intanto, nell'attesa che si pronunci l'oracolo di Via Bellerio, due sono i leghisti veneti che avevano aderito ai fari ma che in questi giorni hanno deciso di restituire la tessera. Molti invece i tosiani che si schierano, appuntamento già fissato, senza se e senza ma, a Verona il prossimo 17 marzo. Vogliamo far sentire a Flavio Tosi la vicinanza della destra che, lo ripeto ancora una volta, a Verona è tutta con Flavio Tosi e vogliamo testimoniare questa nostra vicinanza. È in ballo l'NCD, abbandonato dopo un felice matrimonio da Luca Zaia, causa editto di Salvini contro Alfano. Il nuovo centrodestra veneto rimane all'ombra di decisioni del governatore, che però non arrivano. Mentre ne approfitta per una riflessione interna, non disdegna l'idea di un chiodo scacciachiodo. Siamo includenti, non escludiamo nessuno, non poniamo veti nei confronti di nessuno, sicché se arrivano tante altre persone noi sono ben accette e speriamo di fare il percorso assieme. Tosi compreso. Anche Tosi, perché no? Potrebbe aiutare e aprire conseguenze imprevedibili l'emendamento per introdurre il ballottaggio per l'elezione del presidente della Regione Veneto, presentato dai due consiglieri del gruppo misto Bottaccin e Piccolo. I dietrologi dicono che si tratti di un'iniziativa anti-Zaia, difficile comunque che ci sia la tempistica per farla passare. Mi pare che con grande lucidità Flavio Tosi abbia messo in evidenza l'assenza di risultati che questo inseguire i temi della secessione, dell'autonomia e della separazione del Veneto dal resto del Paese ha procurato.